Carissimi telespettatori, benvenuti a Call Center Cortesia, la rubrica dedicata a tutti i disperati che hanno un pasto di rogne e chiamano la sottoscritta Ines Cantamburlo. Chi c'è Ines stasera? Pronto? Ciao Ines, sono Paolo da Legnaro. Ah, è Nido, è Nido. Cosa? Legnaro è Nido. Ho fatto la battuta, Legnaro è Nido. Forte. Dimmi tesoro, che problemi ci sono? Ma ho un mucchio di problemi in casa. Ho mio papà che è anziano, no? Ultimamente dà anche dei segnali di cedimento e mica ho paura che casca e si spacca il femore. Ti capisco, sai, guarda, ti capisco, gli anziani, come i denti da latte, un dì sta su e la mattina dopo i casca, bisogna stare attenti, sai. Giusto. Ma il problema è che io si sente di poter fare tutto, certo. Non si pone un limite, niente, non si pone un limite. Sì. E il va in bicicletta, il bere dogotti del vino a pasto, e il guida a 91 anni, raga, e il guida 91 anni. 91 anni che gari non va a patente? Beh sì, magari non va, certo, anche se uno che vede, ma è furbo perché impara a memoria il tabellone delle lettere dell'autoscuola. Maledetto che cagata il metodo, Varrati. Brava, maledetto. Ma quello che mi preoccupa di più è che il martedì sera si ostina ad andare a giocare a Bayonne. Ah, ma io ho 91 anni, va, scusami, ma da dove sono io? Sì, io sono una squadra di amatori over 80. Certo, ogni tanto salta anche qualche partita per infortuni in eccesso. In decesso, casomai, over 80, Maria Vergine, ma che squadra sei? Come si chiama? Lazio. Lazio? Sì, Lazio, perché tanto i 2 minuti in campo e dopo gli dice Lazio! Certo, va via e non che fa altro, ho capito. Ma come alimentazione invece come seo? Ma niente, il dottore che ha detto di mangiare aglio che fa bene, ma lui si era convinto e insiste che l'aglio fa male e niente, non vuole mangiarlo. Certo, il garrasone pa, l'aglio fa male. No, l'aglio fa bene. Tesoro, cosa dici tu con te che mai? Aglio, l'aglio fa male, mi pare una cosa logica che dà ragione al vecchio sto giro. Giusto, hai ragione, però certo. la preoccupazione più grande è che gola portarlo in piscina a fare nuoto, ma io se è spericolato e si muove, e ho paura che perda la dentiera sotto acqua. Beh, guarda, questo è l'ultimo dei problemi, in realtà la dentiera non te la perdi e la dentiera sa che la dentiera galleggia e puoi sempre recuperarla. Come la dentiera? Sicura? Sì, la dentiera non va mai sotto acqua, resta a galla. Come dice il proverbio, un sorriso non si nega mai. Giusto. Ciao tesoro! Ciao Ine!